Vladimiro è ambientato completamente nelle Dolomiti del Veneto, in questo straordinario posto, patrimonio dell'umanità. Un orso e un procione che vivono nelle Dolomiti sono loro i protagonisti a chilometro zero del nuovo cartone degli Alcuni, reso possibile anche grazie al contributo della Regione Veneto. La società è attualmente una delle più importanti aziende europee specializzate in contenuti per bambini e ragazzi, 100 dipendenti in tutta Italia gestiti dalla sede centrale di Treviso. In molti paesi siamo fra i cartoni animati più visti e più amati dai bambini. Insomma, Leo da Vinci, che è una storia italiana, assolutamente italiana, questo grande genio che tutto il mondo ci invidia, beh, sta avendo un successo veramente planetario. I dati che so della Germania, un paese qua vicino a noi, ci danno come Leo da Vinci il cartone più amato dai bambini tedeschi dagli 8 ai 12 anni. E proprio nella seconda stagione Leo da Vinci da Firenze si trasferirà in Veneto per una missione speciale. Un viaggio che lo condurrà a Venezia, a vivere un'avventura tra l'altro collegata al milione di Marco Polo, perché Lorenzo il Magnifico trova un manoscritto, scritto da Marco Polo assieme a Rustichello da Pisa, in cui si parla di un diamante, anzi di un rubino enorme. Resta la storia di un successo esploso con i mini cuccioli e che continua con numeri da record. Abbiamo raggiunto qualche giorno fa i 135 paesi nel mondo in cui i nostri cartoni animati, Vladimiro, i mini cuccioli, Leonardo anche e soprattutto, stanno piacendo tantissimo ai bambini.